Buonasera a tutti, Visti TV, il novella di oggi di 23 del mese di aprile 2026. Oggi è dia Santo Iogli, bessa Pratessone, poi bessa est in piazza, la serata folcloristica, la serata folk, quindi in gruppo, e poi bisogna pure ballare voi, la saine, chi hanno fatto che ballare tutto, Saida. Bene, andiamo subito a vedere come si presenta Sadia, come sta sul solito. Allora, vediamo un pacco e cosa dire si presenta di voi, che in questa nube che la sono quest'anno, Saida, che però ha belle, dico, una bella fotografia, questa insomma è un peccato che sarà questa scopertura si andà innanzi, se no, no, ci sta davvero spantosa, questa bella Ida nostra. Andiamo a vedere sul Caravallo, ha dato questa via un pacchetto accanto, insomma, in modo tale da stare tutto. Abbiamo 2 gradi di media, abbiamo 20 massimo 7 minimo, precipitazioni probabilità del 10%, vento del 9 km/h, umidità 59%. Calcolatendo che voi viene a Salduasa, poi dimo dopo Salduasa, no, che voleva qualche cosa sta andato in porto, ecco qua, sì, non è andato in porto no, la fotografia non sono tutto partita, non si comprende per quale motivo. Allora, vediamo della storia a inviare tutto quanto, scusa, non si via qualche cosa che non parte la linea è sempre scusa, ma la linea di San Michele che sa DSL costa troppo, quindi non è tempo. Allora, quindi abbiamo nato questa è la prima parte, poi sempre da essa stress in poi, sole preno, quindi adesso pratessone batta sole preno, nuda, pacco vento e niente abba. Perfetto, poi dimos crasa, e dimos, oppala, un attimeddu, che Napoli da essa a 7 a mezzodia, sole preno, vecchio 8 gradi al massimo, 7 gradi al minimo, 0% precipitazioni, de che 8 gradi de media, no, de che 8 gradi al massimo 7 de media, che non bessa media. Da essa una in poi, abbiamo sole preno su Matessi e quindi Sadia che si presenta buona. Andiamo da innanzi, cosa piazza preparata, però saesta, sul palco, a mano destra, e poi tutta una impalcatura, già le saesta, che su capannone, già l'uniche sul punto di storo, già birra e così via, tutto lo che serve, può anche festa e saida nostra. Ecco qua, che per tutto lo adesso comitato, leva già 2001 99, ecco qua, 2001 1991, ecco, e poi no, che sul palco preparato viene che si fa scena in turno che veste appunto la sicurezza forse l'artista. Bene, andiamo da innanzi, fai su dessa esta, ecco qua, bisogna tutto sul gruppo, abbiamo già visto, tutte su 20 chimbe, a ora de Saldecche in salone de Probania, poi questo abbiamo su 20 bato, scrasa, a ora de Saldecche, mi mancano ratero, ma comunque ve l'ho fatto il video stante al via, possiamo andare a Dainantes. Andiamo a Dainantes che sa birra, mezzo birra evangelica, Gesù è la vita anche dopo la morte, quindi questo oggi non va nuda, sì che ti torna dopo esta, martedì 28, 29 e 30. Allora, andiamo alla prima pagina dessa Nuova Sardegna, bonus nei piccoli comuni per chi compra la casa, una legge regionale che è simile più o meno a quella che ha fatto Solina, ricetta antispopolamento della regione fino a 15.000 euro. Finanziati 1800 progetti, spesso diamo voce all'isola, questa è Fondazione Sardegna.
polemica sul 41 bis, Nordio narata, il governo andrà avanti, Todde sbagliano. Scuola, pronto il calendario, studenti in classe dal 15 settembre. Col diretti e regione, indispensabile rilanciare subito agricoltura e allevamento nell'isola. Il 25 aprile, raccontato dai ragazzi, abbiamo il dovere di ricordare. Dai ragazzi. Unione Sarda, prima pagina, Ryanair, kerosene sino a maggio. Preoccupazione per gli aerei. La regione, la continuità non è a rischio. Energia, lite, Stato-Regione. Governo si oppone nel giudizio di legittimità costituzionale chiesto dalla Regione sulla legge Areidone. Intanto i comitati contro le speculazioni sulle rinnovabili protestano per l'esclusione dalle audizioni in Consiglio regionale. L'immagine della Vergine domani con l'Unione Sarda, Nostra Signora di Bonaria. Bene, andiamo da innanzi sempre, ecco qua, doppia astensione su Abbanoa, siamo già nella provincia di Nuoro, che hanno votato la sul Consiglio Comunale di Nuoro, come pare che va per problema sul Forni e Orgosolo. I sindaci Falcone e Mereu porteranno oggi la linea decisa dai rispettivi consigli comunali. I paesi dell'acqua, ovvero Forni e Orgosolo, si asterranno nell'assemblea di Abbanoa prevista oggi sulle modifiche statutarie e sulla restituzione dell'aiuto di Stato. Entrambi i comuni, dove ricadono i laghi Govsai e Olai, esprimono perplessità. Ieri pomeriggio la decisione del Consiglio Comunale di Fonni, venerdì scorso quella dell'Assemblea di Orgosolo. Tanti dubbi, a Fonni passa la linea della maggioranza guidata dalla sindaca Daniela Falconi, presidente dell'ANCI, ovvero l'astensione, mentre l'opposizione è per il no. Il principio non barattabile è che l'acqua è pubblica e tale deve rimanere, dice la sindaca, che aggiunge: non siamo in grado di valutare benissimo la portata di queste modifiche, vogliamo capire meglio cosa succederà con i nuovi scenari a livello societario. È importante capire cosa questo comporterà sui bilanci comunali e sul documento interno dell'ANCI, dove si colgono tante riserve. La sindaca precisa: ANCI non è socia di Abbanoa, non decide né dà indicazioni di voto. Ha fatto un'analisi tecnica per aiutare i comuni a capire meglio le domande. L'operazione in prospettiva porterebbe la regione a detenere il 20% delle quote, mentre i comuni sarebbero gravati da maggiori responsabilità. Se le cose non dovessero andare bene, chi pagherà? È la domanda rimbalzata nel Consiglio Comunale di Orgosolo, dove l'opposizione non partecipa al voto e la maggioranza decide per l'astensione. Le amministrazioni locali sono state coinvolte a cose fatte. Non abbiamo avuto modo di prendere visione della documentazione necessaria, spiega Pasquale Meleo, sindaco di Orgosolo. I comuni sono stati coinvolti 15 giorni fa, quando l'assemblea di Abbanoa era stata già convocata. Abbiamo coinvolto la comunità montana e incontrato a Nuoro presidente Giuseppe Sardo, che però non ci ha chiarito tutti i dubbi. Siamo perplessi e preoccupati, sottolinea Mereu, pensando a eventuali contestazioni dell'UE e di altre autorità di controllo. Dalla BEI ci sarebbe un consenso informale emerso nell'incontro con Sardo, ma la decisione ufficiale è attesa a fine mese. Lo scetticismo sulla svolta societaria di Abbanoa è forte anche a Nuoro, dove il Consiglio opta per il sì. Progetto per Nuoro spiega di sostenere la gestione pubblica dell'acqua, ma diserta il voto per i tempi stretti del Consiglio e il mancato dibattito in commissione. Vabbè. Foreste aperte, escursioni e laboratori. Sabato nel centro storico e nel parco di Tepilora. Ultima tappa di Foreste aperte nel parco di Tepilora. Appuntamento a Posada il 25 aprile con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini. Escursioni nel territorio e nel centro storico
medievale, in kayak nella zona umida sul Rio Posada e a piedi o in trenino tra l'ex peschiera di San Giovanni e la pineta di Orvile, e poi laboratori su artigianato e agroalimentare tra movimenti dedicati alle tradizioni, al cibo e alla musica. Tutte le informazioni si possono avere contattando il numero di telefono 377 30 59 Chimbicento il 22. Queste foreste aperte ultima. Orune in festa per la promozione. La squadra vola in seconda categoria. La corazzata, allenata da mister Franco Billo Talanas, conquista un risultato storico. L'urlo liberatorio arriva al comunale di Posada davanti ai tifosi in trasferta, quindi già Oronese che la sappiamo in seconda categoria. Va bene, quindi un buon risultato, complimenti a si squadra e complimenti a Billo allenatore. In 3 anni l'Isre è diventato il più grande polo museale. Stefano Ladra chiude il mandato da presidente dell'istituto. Complimenti Stefano, veramente un bello travaglio, complimenti. Una persona veramente in gamba. La parola chiave, dialogo. Stefano Ladra risponde di getto, immediato, diretto. Il mio approccio alla guida dell'Isre è sempre stato improntato a questo, al dialogo attivo con tutti i soggetti istituzionali, dalle università alle associazioni culturali, senza mai trascurare la grande ricchezza derivante dalla cultura popolare. Ho puntato a creare ponti con le associazioni dei sardi in Italia e all'estero. Presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico dal febbraio 2023, ha chiuso il suo mandato da appena qualche settimana. Ho cercato di dare ampio spazio alla valorizzazione delle diverse sensibilità e saperi, aggiunge, a bilancio di questi 3 anni passati al timone dell'etnografico, curando tutte le espressioni dei linguaggi artistiche e artigianali, musica, ballo, teatro, letteratura. Un'azione inclusiva, ben armonizzata, valorizzando tutte le componenti e i settori presenti anche in seno all'Isre. Non può compreso però poi dopo 3 anni deve lasciare, Stefano, ve lo devo dimandare. Accordo fa col diretti a regione un master plan per l'agricoltura. Allora, qual è questo master plan? Vediamo un po', l'agricoltura sarda ha ampi margini di miglioramento in PIL, qualità e volumi delle produzioni, penetrazione nei mercati, gestione virtuosa del suolo e del territorio, ma la condizione indispensabile è che il sistema pubblico sia rapido nelle scelte e nelle decisioni conseguenti. Ne è convinta la Coldiretti, che lancia un appello alla Regione basato su 4 direttrici: dall'emergenza alla prevenzione, cioè malattie, animali, cambiamenti climatici, dalla burocrazia all'efficienza, pagamenti rapidi, procedure semplificate, dalla frammentazione alla strategia, cioè filiera latte, gestione idrica integrata, dall'isolamento all'integrazione, acqua, energia, comunità energetiche, tutto ciò perché, precisano Battista Albu e Luca Saba, rispettivamente presidente e vice direttore, il patrimonio zootecnico e agricolo sardo non è solo un comparto economico, ma presidio ambientale, sociale e identitario che merita tutela e investimenti strutturali. Siamo perfettamente d'accordo. Abbanoa. Oggi assemblea sui conti, si avvia la restituzione del prestito, è la sola condizione per mantenere il servizio idrico in mani pubbliche. Oggi assemblea ordinaria e straordinaria di Abbanova. Per la parte ordinaria all'ordine del giorno c'è il bilancio 2025 che Abbanova ha chiuso con un risultato di esercizio positivo per 3,41 milioni di euro e un patrimonio netto di 343,7 milioni di euro.
Per la parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti sono previsti diversi punti all'ordine del giorno che compongono l'operazione di restituzione dell'aiuto di Stato concesso tramite la Regione nel 2012 per l'allora salvataggio della società, e poi con l'approvazione di questi punti si manterrà la concessione di affidamento al servizio idrico ad Abbanoa, confermando la gestione pubblica. Speriamo che sia gai che abbatta che in tu corro che sono bisogna fuori. Forza Italia, no alla riforma dell'ANM, i piccoli tribunali non si toccano, ecco qua, cioè ricomente si riforma l'ANM e quindi Forza Italia ha perduto il referendum, in qualche maniera deve, e comunque hanno il giusto che è stato tancato lo tribunale minore. Carzedda, la chiusura del Tempio avrebbe effetti devastanti per la Gallura. Ci opponiamo alla proposta dell'Associazione Nazionale Magistrati che vorrebbe chiudere i tribunali con meno di 30 giudici e 10 pubblici ministeri. Per la Gallura sarebbe devastante. Al coro di no contro la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari presentata all'ANM si aggiunge il segretario provinciale di Forza Italia Gallura Pietro Carzedda. Pietro Carzedda che è il razza di Sichesa. Andiamo da innanzi, scuola, pronto il nuovo calendario, studenti in classe dal 15 settembre. Novità per i licei, il ministro Valditara cancella la geostoria e inserisce l'IA, intelligenza artificiale, inseriti geostorica. L'anno scolastico 2026-27 è pronto perlomeno per quanto riguarda la giornata di presenza e quella di vacanza. Partendo dall'isola il calendario è pronto, le lezioni scatteranno il 15 settembre 2026 e si concluderanno l'8 giugno 2027. Una sola eccezione, la scuola dell'infanzia andrà avanti fino al 30 giugno. Per le vacanze di Natale gli studenti potranno staccare dal 23 dicembre al 6 gennaio. La pausa pasquale sarà invece dal 25 al 30 marzo. Allora, ma non è solo il calendario a cambiare. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti presentato le nuove indicazioni nazionali per i licei. Come spiega una nota ufficiale, non si tratta di una semplice revisione dei programmi, ma di un ripensamento strutturale della funzione formativa del liceo, del rapporto tra le materie, tra la scuola e la società. Il testo già licenziato dalla commissione ministeriale è stato offerto alla consultazione pubblica. Per la prima volta le indicazioni saranno inviate anche ai rappresentanti delle consulte studentesche. Solo al termine di questo percorso di ascolto il ministro Giuseppe Valditara adotterà ufficialmente il documento. Una delle novità più attese è l'ingresso dell'intelligenza artificiale nei licei, non come oggetto di fascinazione tecnologica, ma come territorio critico da governare. L'obiettivo è formare una coscienza digitale capace di distinguere tra la simulazione algoritmica, la doxa e il sapere validato. L'episteme, cioè la doxa dall'episteme, ma la vera svolta per gli addetti ai lavori è la scomparsa della geostorica. Il primo biennio storia e geografia tornano ad essere discipline separate, ciascuna con la propria metodologia, cioè quindi storia e geografia sono separate due materie a Banna. Nordio su 41 bis avanti tutta. Todde persevera nell'errore. Il ministro non arretra sull'arrivo dei boss. Il campo largo all'attacco. Assegni bebè, immobili a €1 e incentivi per le nuove attività. Tutte le altre misure di regione e comuni contro il calo demografico. La lotta allo spopolamento nell'isola parte prima di tutto dalla carenza di nascite nell'isola. Un indice di fecondità 0,85,
che da 6 anni è il più basso in Italia, a cui si affianca il calo progressivo del numero di abitanti nei piccoli centri. Per combattere questo fenomeno negativo, dal 2022 la Regione ha introdotto una misura, l'assegno di natalità, inizialmente previsto per i centri fino a 3.000 abitanti. Dal 2024 è stata estesa anche a quella fino a 5.000 residenti. Il contributo è costituito da un assegno mensile di 600 euro che viene erogato per il primo figlio nato, adottato o in affido e di 400 per ogni figlio successivo. Una delle caratteristiche più importanti della misura è l'assenza di tetti legati alle condizioni economiche, cioè noi in base a SISEE. Il contributo viene infatti concesso indipendentemente dai redditi delle famiglie. Il beneficio accompagna la crescita del bambino, eccetera, eccetera. Nei comuni sono tante le iniziative che sono state avviate per cercare di trattenere i residenti. Allora, negli anni scorsi la Regione ha finanziato anche i bandi per gli incentivi all'insediamento di nuove attività economiche. Nei piccoli comuni 15.000 euro per l'apertura di un'attività o per il trasferimento dell'azienda e di 20.000 euro nel caso che la nuova apertura abbia portato anche ad un incremento dell'occupazione. E insomma, più o meno questa è la legge Solinas rifinanziata. Lotta allo spopolamento, 15.000 euro di bonus a casa per chi torna nell'isola. Assessore più, regole più mirate, niente fondi a pioggia, sale il tetto, risorse a chi sceglie, paese sotto i 5.000 abitanti. Modello Sicilia? No, grazie, noi finanziamo le aziende sarde. L'assessora manca, il microcredito funziona meglio dei bonus. Contrasto alla povertà, in campo 135 milioni, siamo sempre più o meno siamo nello stesso settore, il piano della regione, l'assessore, sosteniamo i servizi per persone e famiglie fragili, per welfare, sanità, scuola e trasporti, finanziamento del programma FSE 2026-2029. La Regione mette in campo oltre 135 milioni di euro per il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sociali nel periodo 26-29 nell'ambito del programma regionale FSE più 2021-2027. Le risorse saranno destinate ad interventi sul welfare, sanità, trasporti, scuola, casa e inclusione sociale. Non beh, sul tempo da leggere tutte le motivazioni. Carburante, allarme di Ryanair, abbiamo scorte fino a maggio. La D della low cost irlandese, nessuna certezza sulla disponibilità. Regione, pronto il piano anti-rincari, la continuità aerea non è a rischio. Il campo largo narra il governo faccia la sua parte. Fratelli d'Italia manovra in ritardo. Sanzioni ai distributori. I gestori narrano il problema è altrove. A Oristano controlli delle fiamme gialle. Parlano i titolari degli impianti. In effetti non tutti hanno stappato inadempienza, ma di tipo burocratico, non di truffa sicuramente. I rischi di un sistema basato solo su internet. Allora, questa è l'idea che occare la radio deve essere macchina. La radio è libertà, non deve scomparire dai cruscotti delle auto. Confindustria no all'eliminazione dei sintonizzatori tradizionali. È un pericolo concreto. Non trovare più nelle auto la vecchia cara autoradio, strumento familiare e democratico. Ho sempre trovato qualcosa alla radio, proprio come i treni e le campane. Era parte della colonna sonora della mia vita, ha dichiarato il premio Nobel Bob Dylan. Fonte di notizie sull'attualità, sul traffico e sulla viabilità. Un servizio fondamentale, uno degli apparecchi più amati,
sin dai tempi di Marconi. Rischia questo apparecchio di essere sacrificato sull'altare delle scelte di produttori di automotive mossi da altri interessi. Per salvare l'autoaudio, come abbiamo sin qui, l'abbiamo così conosciuta nella sua semplicità, Confindustria Radio Televisioni ha lanciato una campagna di sensibilizzazione anche attraverso uno spot in onda nelle emittenti private. L'ascolto della radio, spiega il direttore dell'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani Rosario Donato, avviene prevalentemente in auto, ed è vero, totalmente vero. Il primo mezzo di informazione, l'appello CRTV Evolution Insight, Nuovo Imaie, SCF e Surdref. L'industria radio-televisiva italiana e le principali società che tutelano autori, artisti e produttori chiedono ai decisori politici di garantire che tutti i veicoli continuino ad includere sistemi di ricezione FM, DAB+, e IP, e quanto si legge in un appello di Confindustria Radio Televisioni Evolution, cioè praticamente che cancellare la radio da essere macchina. Aree idonee, scontro Stato-Regione alla consulta. Dopo il ricorso sardo, il governo interviene nel giudizio di legittimità sulla norma. Insomma, non che scusi male. Comitati messi da parte, non ci hanno convocato alle audizioni in Consiglio. La richiesta è di approvare la proposta da 210.000 firme e di un piano energetico partecipato. Sterminate 190 mucche e vanificati sacrifici sostenuti da 3 famiglie. Il comitato di Feraci, solo 4 animali erano malati di dermatite bovina, ma è chiaro che la procedura escludono. Sui detenuti al 41 bis, nelle carceri sarde, nessuna retromarcia. Nordio risponde all'AI e Ghirra, piano in fase di attuazione, quindi noi siamo sacca ienna dell'Italia, cioè veramente una cosa incredibile. Solo Iev, che è praticamente questo cronista russo, italiani seguaci di Mussolini, l'ambasciatore russo alla Farnesina, nuovo affondo del giornalista, Meloni sostiene i nazisti ucraini, e pur nazista al Dyson che era. Secondo i vertici militari, Mosca si prepara ad uno scontro con la NATO. Più riservisti e tecnologia. La Germania si riarma contro la minaccia russa. La Germania punta a rafforzare in modo significativo la propria capacità militare e tecnologica nel nuovo piano strategico del Bundeswehr, presentato a Berlino dal ministro della difesa Boris Pistorius, che individua nella Russia la principale minaccia per la sicurezza del paese e dell'intera Europa. Secondo il documento, Mosca si starebbe preparando ad uno scontro con la NATO attraverso un massiccio riarmo e considera l'uso della forza uno strumento legittimo per imporre i propri interessi, già conducendo una guerra ibrida contro la Germania. In questo scenario, lo Stato, l'economia e i cittadini tedeschi vengono indicati come possibili bersagli, con l'obiettivo del Cremlino di indebolire l'alleanza atlantica e aumentare la propria influenza in Europa. E non va già a Conte e a Salvini. Cade il veto sul prestito a Kiev, dall'UE nuove sanzioni a Mosca. Vabbè, Orban quindi è stato in affanculo chiaramente, e quindi meno male. Hormuz, l'Iran sequestra 2 cargo e Trump rilancia colloqui entro domani. Trump non riesce come che si vede questa cosa, è veramente inguaiato male, e Kudo verranno traissono. Tensione sullo stretto, gli USA, gli Ayatollah
perdono 500 milioni al giorno, poi in effetti battere chi ben ha iraniana sono riusciti a scolare o la hanno lasciata scolare, vai Kirka. Virginia, Trump è già KO a tavolino, cioè con la nuova mappa i repubblicani perderanno 4 dei 5 seggi che hanno ora, cioè bisogna come già la votazione del Capacco, ma non Paco proprio, mi pare che sia a Sant'Andria, e lui, Brogli, riforma nei collegi, Dem avvantaggiati a novembre, infatti Sant'Andrea che si vota. L'azzardo in Virginia ha pagato e i Dem guardano ora con ottimismo alle elezioni di medio termine, mentre al contrario diventa sempre più in salita la strada in vista del voto di novembre per Donald Trump e le sue ambizioni di mantenere il controllo repubblicano al Senato e alla Camera di fronte al gradimento popolare del presidente ai minimi storici sotto il peso della guerra dell'Iran. Si ha un crollo totale delle popolarità di Trump. Anche il via libera al referendum sulla definizione dei distretti elettorali della Virginia, 51,6% di sì contro 48% di no, è maturato a dispetto dell'ultimo appello lanciato da Trump, che adesso grida ai brogli. Per tutto il giorno i repubblicani sono stati in vantaggio, l'entusiasmo era incredibile, finché proprio alla fine, guarda caso, non c'è stato un massiccio afflusso di schede per corrispondenza, dove l'ho già sentita questa storia, e così i democratici hanno strappato un'altra vittoria disonesta. Hai capito? Canno perdere non li hanno. L'agenzia spaziale, 2 italiani andranno in missione sulla Luna, una buona cosa. Carceri più umane, il grido del Papa Leone in Guinea. E beh, concordamos. Tancamos los Itenovas de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a poi Tenovas e poi a Pratessone, a Bortaidie. Non mi è esploso, vabbè, mi dispiace. A mezzo vedere devono tutto dai Bizzi TV, non comprendo se la mastina è sparita, ma da mezz'ora di internet su matessi, pure se noi dite a mia non è importante. Adiós, nos vediamo quindi a ora dessa protezione verso la schimba e qualche cosa.